Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato in conferenza stampa del possibile rinnovo con Federico Chiesa. Stamattina era un incontro programmato, pensavamo di farlo in una maniera un po' più riservata, ma non perché volevamo tenerlo nascosto, perché poi tanto di nascosto non si tiene nulla, però ci eravamo già sentiti con Enrico, un bel incontro, un incontro positivo, un incontro dove ci siamo detti tante cose. Tante non si possono dire perché sono nostre, quelle che possiamo dire all'esterno è che c'è voglia di dialogare, questa è la cosa importante. E logicamente noi siamo la società, c'è un contratto di 2 anni e mezzo, perciò tutta questa frenesia di parlare di rinnovi, di cessioni, tutto quanto non c'è. A soli 34 anni Ezequiel Lavezzi si ritira dal calcio giocato. L'attaccante argentino ex Napoli e PSG, al termine della gara che ha visto il suo attuale club, l'Ebay Fortune, sconfitto per 3-1 contro il Guangzhou Evergrande, ha annunciato l'addio. Questa partita la ricorderò per sempre perché è l'ultima della mia carriera, ha annunciato nel post-gara il Pocio, autore anche dell'unico gol dei suoi. Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia, è il momento giusto per prendere questa decisione, ha aggiunto Lavezzi, pur lasciando uno spiraglio aperto. Diciamo che è quasi sicuro al 100%. Vecchia conoscenza del calcio italiano, Lavezzi arrivò nel 2007 al Napoli. In 5 stagioni ha segnato in 188 presenze 48 reti, conquistando anche una Coppa Italia, passando poi nel 2012 al Paris Saint-Germain. Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale Nicolò Barella è stato operato nella mattinata di mercoledì all'ospedale Humanitas di Rozzano in provincia di Milano. Il giovane si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per l'asportazione del frammento cartilagineo della rotula. L'operazione è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni inizierà la fase di rieducazione che lo porterà a tornare in campo a inizio del 2020, a meno di un recupero lampo. L'infortunio era avvenuto lo scorso sabato in occasione della gara tra Torino e Inter. Il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno di Europa League contro il Cluj. Secondo me è una partita da vincere, quando si gioca io gioco per vincere e anche tutti i miei compagni, quindi la voglia è quella, ci siamo allenati anche con lo spirito giusto e anche se dovessimo giocare magari chi ha giocato meno finora, dare un segnale di vittoria, un segnale di costanza a quello percorso che stiamo facendo di crescita e a tenere comunque l'ambiente sempre positivo e sereno, quindi è una partita dove c'è tanta voglia di far bene e di vincere, quindi io la vedo in questo modo. Ma sicuramente era un obiettivo che avevo quando sono arrivato nel 2014, era quello comunque di potermi affermare e dare il mio contributo a questa squadra, alla crescita comunque di questa società.